Benvenuti su Formula Motori. Accanto a me vedete una sedia vuota perché, come promesso, in questa nuova stagione di Formula Motori apriamo una rubrica con gli ospiti in studio. Ecco, come vi ho anticipato all'inizio della puntata, è arrivato il nostro ospite. Iniziamo alla grande, infatti oggi è venuto a trovarci Michele Pilia, stuntman di professione, per passione, è detentore anche di svariati record. Michele, partiamo dalle origini. Come è iniziata la tua passione per i motori? È iniziata quando avevo 12 anni, dopo aver visto in TV uno show di stuntman. È stato un colpo di fulmine, da allora ho iniziato i primi passaggi acrobatici con i pochi mezzi che c'erano a disposizione, come vecchie moto e delle Vespe che mettevo in sesto con riparazione di fortuna io stesso, con la collaborazione degli amici. Con le auto negli anni 90 ho iniziato le prime acrobazie, specialmente la guida su due ruote. Poi piano piano sono andato avanti con tutti gli altri veicoli che sto collezionando per il quinto record mondiale. Momentaneamente è sempre una passione, anche se ho collaborato in diverse manifestazioni importanti, però per il momento rimane sempre un hobby. Sei detentore del record mondiale su un percorso di oltre 300 km, giusto? Sì. È venuto nel 2009, vuoi raccontarci meglio questa esperienza? Il record mondiale Guinness World Record, regolarmente registrato dalla Casa di Londra, è di 371,06 km effettuati attorno allo Stadio Sant'Elia di Cagliari. 285 giri per 13 ore e 36 minuti consecutive di guida su due ruote. È stata una bella sfida perché ci sono voluti oltre 5 anni di preparazione per questo record. È stato un bel impegno e alla fine poi ha dato i giusti risultati. E ancora oggi, dopo quasi 8 anni, lo detengo ancora. Tutti i giorni è una nuova sfida, nella mente passano sempre nuovi progetti per realizzare altri record. Adesso sto cercando di realizzare il quinto record mondiale che sarà quello dei 100 veicoli diversi classificati tra vetture, furgoni, autocarri, fuoristrada, camper e autobus portati in estremo equilibrio su un lato, su due ruote. Siamo a 85 già certificati, quindi è partito il conto alla rovescia per i top 100. Bene, il tempo a nostra disposizione è giunto al termine, io vi saluto questa puntata insieme a Michele, ognuno con il proprio motto, tra l'altro io ho preso spunto da lui. Vai Michele col tuo. Zero alcol e niente droghe, solamente così si diventa campioni. Mani sempre sul volante e utilizzate lo smartphone solo se connessi all'auto. Noi ci rivediamo sempre qui su Videolina.